Un ben ritrovati cari telespettatori e telespettatrici con l'edizione del nostro telegiornale delle 12:30. Indagati 50 tra medici e personale sanitario di alcune strutture sanitarie toscane per la morte dopo un'operazione al cuore di Maria Rosa Intilla, 69enne originaria di Udine, quanto riportano oggi i quotidiani Il Tirreno e La Nazione. Martedì gli indagati saranno davanti al giudice dell'udienza preliminare. Le strutture in questione sono in provincia di Massa Carrara e Pisa. Il 21 giugno era stata eseguita l'autopsia sul corpo della donna che la scorsa estate era stata a Massa Carrara in visita a dei parenti. Per problemi di cuore, secondo quanto ricostruito dalla procura, si era rivolta ad una struttura di Pisa per sottoporsi ad un intervento chirurgico. Durante la degenza in una struttura di riabilitazione una decina di giorni dopo, la donna avrebbe iniziato ad accusare un dolore al braccio e alla spalla. Un primo esame non avrebbe riscontrato nulla di anomalo, in seguito a quello successivo invece la 69enne è stata trasferita in un'altra struttura dove è morta. E ha riportato lesioni serie un uomo che questa mattina è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Bistrigna, nel comune di Staranzano, all'altezza dell'incrocio tra via Brasizza e via Grado. Per causa in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, mentre viaggiava in sella ad uno scooter, è rimasto coinvolto in uno scontro con un auto articolato. Dopo la chiamata al 112 sul posto sono giunti in ambulanza da Monfalcone l'automedica da Gradisca di Sonzo e l'elisoccorso. Lo scooterista è stato trasportato in volo all'ospedale di Trieste in condizioni serie. Sul posto anche i vigili del fuoco. La soluzione di un Mose a difesa delle coste di Grado è improponibile per la conformazione della laguna. Così il presidente della regione Massimiliano Fedriga risponde al sindaco dell'Isola del Sole, Kovacs, che aveva chiesto questo intervento martedì dopo l'ennesimo episodio di acqua alta in paese. Il governatore ha comunque fatto sapere che ci si adopererà per altre tipologie di interventi di mitigazione. Hanno chiesto il Mose a Grado. Quante sono le possibilità che venga realizzata un'opera simile, visto che comunque il problema dell'alta marea è un problema che non è destinato a risolversi, anzi. No, più che altro bisogna, mi sembra, non sono un tecnico, mi sembra complicato morfologicamente perché poi abbiamo una laguna molto ampia, quindi ecco, su questo però sicuramente degli interventi di mitigazione delle problematiche legate all'alta marea che oggettivamente c'è, dobbiamo assolutamente metterli in campo per aiutare anche chi vive a Grado, città importantissima per la nostra regione come richiamo turistico, come ricchezza, come valore culturale. Dobbiamo sicuramente mettere in campo tutte le scelte possibili per diminuire i disagi dovuti all'alta marea che effettivamente creano danni notevoli. Prosegue fino a domani Fabbriche Aperte, il progetto di Confindustria Udine è giunto alla sua 21ª edizione che offre la possibilità a studenti e insegnanti di conoscere più da vicino il mondo dell'impresa, con visite agli stabilimenti di aziende del territorio, 19 quelle coinvolte che ospiteranno 450 ragazzi. Questa mattina un gruppo di studenti del Fermo Solare di Tolmezzo ha visitato la Fantoni di Osopo. Quello di oggi è un po' la conclusione di un percorso che nasce con le scuole aperte, dove andiamo a spiegare ai ragazzi che cosa le aziende si aspettano da loro. C'è un percorso poi durante gli anni di formazione, di confronto continuo con la scuola, con i professori per vedere le materie didattiche e poi si arriva ad oggi, dove finalmente i ragazzi possono venire a vedere cosa fa l'azienda e cosa l'azienda chiede ai ragazzi e cosa può offrire a loro. Ecco, questo è un aspetto molto importante, c'è stata apertura delle aziende nei confronti della scuola, ma è successo anche il contrario, insomma questo è fondamentale in un territorio insomma, che vive di manifattura. Sì, è molto importante e quindi anche la ricerca di manodopera che poi è collaborazione, non è più una manodopera, è in senso ampio in tutti gli aspetti dell'attività industriale dove c'è una prima fase dove è l'azienda che dà il giovane, ma dopo ci sarà un giorno in cui i ragazzi daranno un grande contributo alle aziende. C'è un altro aspetto importante che i ragazzi vedono che cosa sono oggi le fabbriche, probabilmente diverse da come se le immaginano, diverse da come magari gli adulti le hanno descritte loro. È proprio questo il problema che le generazioni precedenti non sono più in grado di spiegare come l'azienda si è evoluta, perché è completamente cambiata. Non esiste più l'attività del vero operaio di un tempo. Oggi ci sono solo tecnici, la professionalità richiesta è molto alta e per questo il rapporto con la scuola è molto importante.
Una notizia di cronaca, c'è anche un friulano tra i componenti di una banda dedita allo spaccio di hashish nel Napoletano. L'arresto è scattato questa mattina a Cividale ed è stato eseguito dai carabinieri del Norm di Marcianise, comune in provincia di Caserta, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli. Il sodalizio è ritenuto responsabile dello spaccio di ingenti quantitativi di droga e ha portato a sequestrare tra Portici e Ercolano 65 kg di hashish e a ammanettare altre persone, una a Taranto, una nel comune campano di Casa Vatore, oltre al corriere arrestato quest'oggi in flagranza di reato con 10 kg di stupefacente nascosti nel doppio fondo di un'auto. Sequestrati dai militari dell'Arma sia il veicolo che lo stupefacente. Per migliorare la conservazione dello stemmario del torso, delle genealogie del torso e delle genealogie IOPI della Biblioteca di Udine, l'amministrazione comunale ha deciso di digitalizzarli. Oggi la presentazione dell'attività alla presenza della famiglia del conte Antonio Beretta. L'attività di digitalizzazione dello stemmario del torso e delle genealogie del torso e della IOPI al fine di migliorare la conservazione e la valorizzazione dei fondi posseduti come da volontà testamentarie del conte Antonio Barletta di Porcia Bruniera. Grazie all'ascito appunto del conte Antonio Beretta, io ringrazio Francesco Beretta, che è qui suo fratello con le figlie, la dottoressa Fabiro e la dottoressa Francesca, possiamo presentare questo intervento che è reso possibile appunto dall'ascito di digitalizzazione e di valorizzazione del patrimonio artistico, ma è un patrimonio storico e culturale di straordinaria importanza, realizzato dal conte Enrico del Torso. Lo zio amava l'araldica, amava il Friuli, amava le genealogie friulane, perché era cresciuto all'interno di una famiglia che ha amato questo, perché è stato nipote di Fabio Beretta. Abbiamo respirato un po' quest'aria in casa, e se questo desiderio di cultura possiamo espanderlo anche al di fuori della famiglia, ma che piaccia a Udine, piaccia al Friuli e piaccia, insomma, dobbiamo valorizzarlo perché deve essere un materiale vivo. 50 anni fa nasceva il Comitato per l'istituzione dell'Università di Udine. L'Ateneo nacque 10 anni dopo, arricchendosi gradualmente di specializzazioni e di spazi. L'ultimo tra questi è la biblioteca del Polo Scientifico dei Rizzi. Una sala polifunzionale da 282 posti a sedere, con una tribuna telescopica capace di trasformarsi in auditorium o sala studio, 2 aule con 48 postazioni, una con 32 e un'altra da 22, 2 aule studio da 120 e da 50 posti e 5 km e mezzo di scaffalature per il materiale bibliotecario. Sono i numeri della nuova biblioteca del Polo Scientifico dei Rizzi dell'Università di Udine, disposta su una superficie di oltre 5.000 metri quadri. Direi che il tratto anche distintivo è che è una costruzione che ha un impatto anche dal punto di vista energetico molto importante, perché è uno dei pochissimi edifici in regione pubblici di queste dimensioni che ha avuto la certificazione Casa Clima, quindi questo ci avvicina anche ai famosi temi della sostenibilità, anche alla realizzazione di strutture che siano adatte ad essere vissute ed abitate dagli studenti e tutti coloro che fanno parte della comunità accademica, e anche non, perché ovviamente sarà in parte aperta anche al pubblico. L'Università degli Studi di Udine, in un programma di edilizia triennale, abbia raggiunto tutti gli obiettivi e abbia utilizzato tutte le risorse che l'amministrazione regionale ha messo a sua disposizione, realizzando in tempi molto rapidi quelle che sono spazi di esigenze. Un concorso fotografico per raccontare in immagini il Friuli Venezia Giulia. Fino al 15 gennaio sarà possibile iscriversi inviando fino ad un massimo di 8 scatti che interpretino il tema del concorso. Tutti i colori del Friuli Venezia Giulia. L'iniziativa è promossa dal Città Fiera nel suo nuovo spazio espositivo. Uno spazio espositivo, formativo ed esperienziale dedicato alla fotografia ha preso vita al primo piano del Città Fiera in collaborazione con il gruppo dei Nikonisti friulani e farà da lancio al fotocontest tutti i colori del Friuli Venezia Giulia. Sono delle foto che devono servire da traino al concorso per dare un'idea di quello che è il tema, quindi non solo colore nel senso di colore puro, ma tutto quello che è legato al Friuli, arti, tradizioni, mestieri. Direi che è un ottimo cocktail tra la valorizzazione di una forma d'arte come quella della fotografia, insieme anche a un'attività didattica. Ci saranno parecchi corsi formativi
rivolti alla clientela in generale, per cui diciamo la promozione dell'arte e della fotografia in sé, unita a una promozione del territorio Friuli Venezia Giulia. La speranza è che queste foto possano essere utili a far diventare ancora più interessante il nostro Friuli per la gente che vedrà o potrà usare queste foto. Incontro a Pordenone nella sede di Finest per Comet e Cluster Legno Arredo per analizzare i vantaggi offerti alle piccole e medie imprese da Sviluppo Impresa. Le piccole e medie imprese regionali devono guardare con interesse all'internazionalizzazione con il sostegno di Sviluppo Impresa. È quanto emerso dall'incontro Esperienza, Innovazione e Tenacia al sistema FVG al fianco delle imprese, organizzato da Finest in collaborazione con il cluster Legno Arredo e Sistema Casa FVG e Comet, il cluster della metalmeccanica regionale. I cluster sono realtà estremamente importanti per la nostra regione, hanno dimostrato in questi anni critici, prima per la pandemia, poi per gli eventi geopolitici, di essere degli strumenti in grado di rafforzare la resilienza, la resistenza e la capacità di evolversi e adattarsi. Il Friuli Venezia Giulia è stata una delle regioni che meglio ha saputo non solo mantenere l'occupazione, ma anche in molti casi aumentarla e incrementare la percentuale di export a un livello importante. Noi crediamo che questo sia frutto del lavoro di tutti, che sia frutto del lavoro della Regione, sia frutto di Sprint Friuli Venezia Giulia, il cui soggetto esecutore è Finest per la nostra Regione, e dell'attività di collaborazione con i cluster che aggregano, rappresentano e sviluppano centinaia di imprese grandi e piccole. Ci fermiamo, è terminato il nostro tempo a disposizione, adesso c'è la sigla mandata al nostro Campigotto, un saluto alla nostra Chiara Miscore al banco audio, poi dopo la sigla la pubblicità e ci rivediamo qui al centro dello studio con A Voi la Linea.